Grazie. Buonasera, siamo oggi a Sutrio alla manifestazione e abbiamo qui con noi Stefano Mazzolini, vicepresidente del Consiglio regionale, il vice sindaco di Sutrio e l'assessore di Sutrio. Volevamo chiederti come sta andando questa giornata. Innanzitutto va detto, purtroppo il tempo non sta aiutando tantissimo, c'è qualche goccia di pioggia, ma tantissime persone e tantissimi amici hanno deciso e stanno arrivando ancora a Sutrio, quindi vuol dire che ormai la festa è conosciuta e la gente ci tiene a essere presente perché rappresenta la tipicità di questo territorio, anche l'enogastronomia, poi diversi vini, diverse grappe, cose interessanti, quindi invitiamo tutti sempre a partecipare a queste feste e soprattutto a venire a conoscere la nostra Carnia, che è veramente l'emblema delle bellezze e della tipicità e anche della storia e della cultura. Allora, adesso parliamo un attimo col vice sindaco, così ci racconta questa manifestazione. Questa manifestazione ormai è storica, è già una decina d'anni che viene realizzata, sicuramente, come diceva Stefano, che ringraziamo per la sua assidua presenza. Oggi il tempo ci rovina un pochino, però devo dire che la gente partecipa lo stesso, noi ce la mettiamo sempre tutta e quindi vi invitiamo a questa e a tutte anche le prossime manifestazioni. Grazie a voi. Allora, passiamo la parola anche al nostro assessore, vediamo se ci dice due parole. L'assessore allo sport vi racconta lo Zoncolan Days, ieri e oggi giornata mondiale della bicicletta in Zoncolan, ieri tantissimi bambini, 70 bambini grazie all'organizzazione della Carnia Bike hanno appunto potuto pedalare in sicurezza sulla nostra montagna con tantissimi laboratori tematici dedicati al mondo della bici e oggi tanti ciclisti perché lo Zoncolan era chiuso, 6 percorsi tematici dalla bike alla bicicletta su strada e mountain bike e anche la corsa da Ravascletto, quindi lo Zoncolan prima di tutto e Sutrio ovviamente la festa di Chiarchon sempre un successo costante.
Viva! Viva le fieste del Jesús!